Il futuro dell'Acragas potrebbe essere legato anche all'impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, ma non è questo il solo problema che tiene in apprensione l'Agrigento calcistica. C'è, tra le altre cose, e non meno importante, la scelta del tecnico che potrebbe essere una riconferma di colui che, tutto sommato, ha portato i biancoazzurri alla salvezza. Raffaele Di Napoli dice di amare l'Acragas, ma dal canto suo la società non fa trapelare però nulla, lasciando tutto e tutti nell'incertezza. In questo momento qua mi trovo a Firenze, sto vedendo le semifinali Lega Pro e non ho notizie tranne da Biagio Negrelli che mi aggiorna su quello che sta succedendo e so che la società si sta muovendo per cercare di risolvere il problema delle illuminazioni, sono cose prioritarie. Dovendo accettare una conferma, lei ha chiesto delle precise garanzie, vi rientra anche l'impianto di illuminazione dello stadio? Io non ho richiesto le garanzie dell'impianto di illuminazione, quella è una cosa che secondo me la città di Agrigento merita perché non si può prescindere da quello, perché le regole sono regole e la società che rispetta le regole deve cercare di sistemarsi con questo che sono le impianti di illuminazione. L'Acragas comunque, mister, rimane la sua prima scelta, ma quale messaggio lei si sente di dare in questo momento alla società? Ma io alla società non devo dare messaggi, noi abbiamo fatto i fatti, le parole vanno via col vento, i fatti rimangono. Adesso abbiamo conservato il titolo nonostante mille difficoltà, nonostante tante critiche che hanno portato soltanto niente, nulla. E il titolo sta lì, la città merita la Lega Pro, siamo contenti, la società sa quello che deve fare. Spero che i problemi societari comuni si possano risolvere per il rispetto di quella gente che vuole bene all'Acragas e non è quei criticoni. Però penso che la città merita la Lega Pro. Corre voce qui ad Agrigento di una cordata addirittura cinese. Io sono stato un anno lì, ho fatto il calciatore, quest'anno ne ho sentite di cotte e di crude, onestamente mi basta quello che ho sentito e di cordate, di chiacchiere, bisogna fare i fatti. Io col mio staff e con i miei ragazzi che li ringrazio, con Biagio Negrelli, abbiamo fatto i fatti. Le chiacchiere non lo so, le cordate, io penso che i tifosi meritano rispetto.